Buonasera, ben trovati da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Altavilla Milicia, ti prego, chiama i carabinieri, mi vogliono uccidere. Aveva implorato la figlia, Antonella Salamone, prima di essere massacrata, ma la 17enne in carcere da ieri è rimasta impassibile tenendo con sé i cellulari dei familiari per evitare che chiedessero aiuto. La movida a Palermo ha ad oggi regole certe, ma le opposizioni sono critiche, dubbi sul biglietto nominale per le discoteche. Per Confimprese un sistema di videosorveglianza più efficace imporrà ai commercianti costi non sostenibili. La protesta dei trattori, altra giornata di mobilitazione a Marsala tra le richieste degli agricoltori, ristori immediati per siccità e alluvioni e aiuti per il caro energia. Agrigento, dopo le polemiche per i ritardi, nasce la fondazione che dovrà organizzare progetti e iniziative per la città dei templi, capitale della cultura 2025. Il male oscuro di San Giovanni, diffuso tra i più giovani anche in Sicilia. Il cantante esprime a chiara voce il suo disagio e decide di prendersi una pausa dopo Sanremo. Tante le star della musica che hanno trovato la depressione dietro le luci della ribalta. La Sicilia di Macari tornerà da domani ad appassionare tra delitti e nuovi batticuori, avventure investigative ambientate tra i suggestivi paesaggi dell'isola. Calcio, il Palermo al Barbera batte il Como 3-0 ed è terzo in classifica. In Serie C il Catania domani al Massimino ospita la capolista Juve Stabia. Il presidente Pelligra annuncia il ritorno in città e lancia un appello ai tifosi. Il Messina domenica in campo a Giugliano. Ancora ben trovati e apriamo questa edizione del nostro telegiornale con altri particolari agghiaccianti che arrivano dalla vicenda di Altavilla Milicia. Aveva chiesto aiuto alla figlia Antonella Salamone prima di essere massacrata. Ti prego, implorava, chiama i carabinieri, mi vogliono uccidere, ma la 17enne in carcere da ieri è rimasta fredda, impassibile, dormendo accanto ai cadaveri dei suoi fratelli per giorni. Sentiamo il servizio di Marco Gullà. Le aveva chiesto supplicandola di chiamare i carabinieri, lo ha urlato più volte Antonella Salamone, la figlia primogenita, ma lei non ha mai composto il numero, pur avendone la possibilità. È rimasta impassibile mentre il padre e la coppia continuavano con le torture. Emergono nuovi dettagli sulla mattanza di Altavilla Milicia e soprattutto aumentano le responsabilità della 17enne, da ieri in carcere con l'accusa di omicidio plurimo e soppressione di cadavere. Ha assistito e partecipato, aveva la possibilità di fermare tutto, ma non lo ha fatto. Credo in Dio e nel demonio, rifarei tutto per liberare la mia famiglia, ha detto ai PM. Si era anche addormentata e accanto a sé aveva i cellulari dei fratelli e della madre, probabilmente sottratti ai familiari perché non chiedessero aiuto. Nella stanza accanto c'erano i cadaveri dei fratelli. Al contrario di quanto riferito in un primo momento, la ragazza non sarebbe stata affatto in stato confusionale all'arrivo dei carabinieri dopo la confessione del delitto fatta da Barreca, ma dormiva tranquillamente nella sua stanza e nelle ore addietro aveva anche scambiato messaggi con le amiche. Intanto al Policlinico di Palermo le autopsie sui corpi delle vittime della strage di famiglia, la quarantenne Antonella Salamone e i figli Kevin di 15 anni ed Emanuel di 5. A eseguirla il medico legale Davide Albano. Esami fondamentali per capire come sono stati uccisi tutti e tre. Hanno invece rinunciato al mandato i legali della coppia palermitana Massimo Carendente e Sabrina Fina. Rimetteremo il nostro mandato per problemi legati all'organizzazione del lavoro del nostro studio, hanno annunciato. A Messina i carabinieri hanno arrestato uno straniero di 50 anni per maltrattamenti nei confronti della convivente. A dare l'allarme è stata la nipote della vittima che ha chiamato il 112. L'uomo è stato bloccato e condotto in caserma. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata nel pronto soccorso dell'ospedale Papardo, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 20 giorni. Adesso cambiamo argomento, andiamo a Palermo. Praticamente da oggi c'è
c'è un regolamento per la malamovida, per regolare la movida in città, e queste nuove regole sollevano più di una critica a distanza di appena qualche ora dal via libera. Per le opposizioni il biglietto elettronico nominale per le discoteche rischia di essere impugnato davanti al TAR, mentre per Confimprese l'aggiornamento della videosorveglianza richiederebbe un esborso economico non sostenibile da parte dei commercianti. Ma sentiamo Manlio Viola. Uno strumento che può guidare verso una migliore convivenza civile fra chi vuole vivere un sano divertimento, gli imprenditori del settore e i residenti che hanno diritto alla quiete anche nelle aree della movida. Definiscono così il regolamento proprio per la movida nel comune di Palermo il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore comunale competente Giuliano Forzinetti. Il regolamento approvato all'alba di oggi dal Consiglio Comunale dopo una seduta a Fiume iniziata alle 15 di ieri introduce tante novità, fra cui i biglietti nominali elettronici per le discoteche e i divieti di vendere alcolici in vetro o in metallo dalle 22 alle 7 del mattino. Ogni supplemento di analisi in Consiglio Comunale, nei vertici con le istituzioni, con la prefettura o le forze dell'ordine, nei momenti di confronto con le categorie e con i comitati cittadini, non è stato vano, dicono ancora, rivendicando come utile il tempo trascorso sempre Lagalla e Forzinetti. Ma per le opposizioni il regolamento non è riuscito in nessuno dei suoi intenti. Il biglietto elettronico nominale è a rischio ricorso davanti al TAR, mentre la videosorveglianza esisteva già. Un regolamento simile c'era già, dunque il resto del problema sarà farlo rispettare. Per Giovanni Felice di Confimprese, per rendere questi strumenti efficaci, occorre che le videocamere degli esercizi commerciali vengano collegate alle centrali delle forze dell'ordine e servono contributi agli esercenti per le spese che si dovranno affrontare. Serve insomma un piano di interventi coordinato, conclude Felice, che potrebbe essere efficace contro la violenza, contro la malamovida e persino contro il racket. Operazione interforze ad alto impatto. Oggi a Siracusa 3 arresti alla Mazzarona, perquisizioni e sequestri di droga, soldi ed esplosivo. Ma la lotta alla criminalità continua. Nei prossimi giorni si preannunciano altre operazioni. Francesco Aloi. Tempi duri per la Mazzarona a Siracusa. Il quartiere è nel mirino delle forze dell'ordine. 2 le operazioni interforze in meno di un mese. Questa volta è toccato ai palazzi di Largo Luciano Russo. 3 arresti, 2 27enni ed un 44enne, tutti con precedenti. Appartamenti messi sottosopra. Trovati droga, soldi frutto dello spaccio ed 11 candelotti esplosivi. Un fortino tenuto sotto controllo da un sofisticato sistema di videosorveglianza. Per vigilare contro le forze dell'ordine c'era anche un cane molosso. In questo quartiere, nella periferia est della città, la droga circola più che in altre zone. Un grande fortino che le forze dell'ordine stanno smantellando giorno dopo giorno. Ma nei prossimi giorni polizia, carabinieri e guardia di finanza saranno ancora impegnati. Si prevedono altre operazioni e non solo qui. Alla protesta dei trattori, gli agricoltori hanno dato vita a una manifestazione nel Trapanese che è culminata in un sit-in a Marsala. 150 trattori hanno inscenato un corteo in 3 fasi per presentare una piattaforma di 4 rivendicazioni che porteranno martedì al ministro Lollobrigida a Roma. Manlio Viola. Non accenna a rientrare la protesta degli agricoltori siciliani. Dopo la grande manifestazione di Roma di giovedì scorso si pensava che i cortei scemassero, ma così non è stato. Anche oggi oltre 150 trattori sono arrivati da vari centri della provincia di Trapani e hanno inscenato un corteo di protesta che in 3 diversi momenti della mattina ha bloccato le vie di Marsala prima, di Mazzara del Vallo dopo. Si tratta solo dell'inizio di una nuova fase di protesta. Confsal, Compagri, Federagri, FNA, Confagricoltura e Liberi Agricoltori hanno infatti dichiarato lo stato di agitazione nella provincia di Trapani. 4 le richieste che vengono avanzate ai governi nazionali e regionali in aggiunta alla piattaforma di rivendicazioni già portata a Bruxelles. Gli agricoltori trapanesi chiedono un ristoro immediato per i danni subiti nella precedente e nell'attuale campagna agraria, come alluvioni e prolungati periodi di siccità e calura, la liquidazione immediata di tutte le misure agroambientali, il pagamento degli aiuti temporanei per il caro energia, l'attivazione dei crediti d'imposta per l'acquisto di tutti i nuovi mezzi di produzione. È soltanto l'inizio di una vertenza che potrebbe estendersi e durare a lungo, perché in gioco c'è la sopravvivenza degli agricoltori, dicono i manifestanti. La Confsal in particolare fa sapere che martedì a Roma è previsto un incontro con il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida.
I morti sul lavoro, l'ultima tragedia di Firenze riapre la questione della sicurezza nei cantieri. In Sicilia sono 65 le vittime registrate nel solo 2023, mentre pesa la piaga dei subappalti. Sentiamo Giusy Lazzara. Si muore ancora di lavoro. L'ultima tragedia a Firenze riaccende la questione mai risolta della sicurezza nei cantieri e nelle fabbriche. La Sicilia, secondo i dati INAIL, rispetto al resto d'Italia riesce a peggiorare il suo già triste record. Al 30 novembre del 2022 le vittime di lavoro insicuro erano 56. Nello stesso periodo del 2023 hanno toccato già quota 65. E i numeri non raccontano l'assenza di controlli, le carenze di misure di prevenzione e sicurezza quando si aprono i cantieri. In edilizia accade con una drammatica frequenza, un morto ogni 2 giorni. Regole differenti per gli appalti pubblici e privati, ma uno stesso nodo, i subappalti. La scarsa prevenzione, la scarsa formazione che le aziende subappaltatrici gestiscono in questi cantieri e principalmente si traduce poi in incidenti e in mancato rispetto di quello che sono poi le norme. Questo perché diciamo che l'elemento principale, l'obiettivo principale per molte aziende è quello del ricavo, quindi è quello del percorrere l'utile. E poi c'è il nodo sicurezza e controlli, che ancora resta irrisolto. Sul piede di guerra i sindacati che avvieranno iniziative territoriali che culmineranno in una manifestazione nazionale. A distanza di un anno dalla proclamazione qualcosa comincia a muoversi ad Agrigento. Nasce infatti la fondazione che dovrà gestire iniziative, progetti ed eventi per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025. Sentiamo. Ad Agrigento, nel foyer del Teatro Pirandello, intitolato L'attore Pippo Montalbano, è stata partorita la Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025. È stata una gravidanza travagliata che si è protratta quasi 12 mesi al 31 marzo scorso, quando tutto è stato concepito, ovvero quando la città dei Templi e la sua provincia sono state proclamate Capitale della Cultura Italiana 2025 al Ministero della Cultura. Il sigillo ufficiale sulla neonata fondazione è stato apposto dal notaio Giuseppe Fanara. Al momento è un contenitore vuoto e al più presto, gradualmente, sarà custode di iniziative, progetti, eventi, ossia tutta l'impalcatura necessaria per concretizzare e sostenere l'anno capitale. Presidente è stato eletto Giacomo Minio, docente universitario. C'è un patrimonio immenso, materiale e immateriale, sul quale fare perno per rilanciare il nostro territorio e su questo certamente punteremo. Anche gli altri miei colleghi sindaci che hanno già vissuto questa esperienza, loro mi dicevano tutti all'unisono che hanno iniziato sempre 2 o 3 mesi prima dell'inizio dell'anno. Noi stiamo iniziando ufficialmente oggi, c'è 10 mesi prima, 11 mesi prima. E speriamo di raggiungere l'obiettivo di essere candidati all'UNESCO per quelli che sono i gesti dell'accoglienza come patrimonio immateriale dell'umanità. E a parte i contenuti, la fondazione sarà animata da 9 componenti, 5 dei quali nominati dal solo comune di Agrigento. Gli altri 4 sono stati assegnati al comune di Lampedusa, al Consorzio Università di Agrigento, all'Assemblea di Partecipazione e alla Presidenza della Regione. Andiamo a Catania, è stato occupato dagli studenti il liceo classico Spedalieri. I giovani contestano il governo per avere sottratto, dicono, stanziamenti all'istruzione perché non considera le loro istanze e il loro disagio. Marco Carli. Occupazione. Così gli studenti dell'Ospedalieri di Catania fanno sentire il proprio disagio nei confronti del sistema scolastico italiano giudicato insoddisfacente. Il tutto non contro l'istituto, anzi il dialogo con la dirigenza è costruttivo, ma il disagio, dicono i ragazzi, resta. È un gesto pacifico che non è rivolto a aprire un conflitto con la dirigenza, con la nostra scuola, ma piuttosto a creare uno spazio di discussione, di dibattito, di confronto, di sfogo. Un disagio dovuto a vari fattori che appartengono alle scelte arrivate dall'alto, la scarsità e l'inadeguatezza degli investimenti destinati dal governo attuale e dai precedenti in favore del sistema scolastico e la linea politica scelta dall'attuale governo, dicono ancora gli studenti, che non accoglie le loro istanze. Sono stati tolti milioni all'educazione e ai fondi scolastici per indirizzarli verso l'industria bellica.
il ministro Valditara, in linea con l'attuale governo, ha emanato degli inviti agli istituti a sanzionare severamente gli studenti e le studentesse che mettono in atto gesti forti come l'occupazione o come autogestioni. In questo momento la situazione a scuola è stabile, ci sono degli spazi organizzati in cui si discute di vari argomenti, tra cui il conflitto palestinese. L'occupazione è cominciata giovedì, queste sono immagini dell'esterno dell'istituto la scorsa notte, dovrebbe protrarsi fino a lunedì prossimo. Adesso ci fermiamo per una pausa, torneremo occupandoci di un artista giovane, amatissimo anche in Sicilia, San Giovanni, che dice per problemi legati a qualche disagio psicologico, dice stop alle sue attività artistiche, almeno per il momento. Torniamo tra poco. Siamo tornati in studio. Dopo il Festival di Sanremo, San Giovanni si prende un momento di riflessione. Annulla concerti, decide di stare lontano dai riflettori e questo denuncia in qualche modo una sorta di disagio, di mal di vivere. È qualcosa che coinvolge tanti giovani anche nella nostra isola, ma che certamente in passato è stato anche tratto distintivo di tante star internazionali. Sentiamo Francesco Aloi. San Giovanni si prende una pausa. Non riesco a fingere che vada tutto bene, scrive. Rimandati sia il concerto al Forum di Assago che l'uscita del nuovo album. 21 anni ma già una star tra i giovani. La sua carriera inizia da Amici. La vittoria, poi la scalata delle classifiche. Successi dopo successi. Va a Sanremo nel 2022 e nel 2024. Quest'anno, però, con Stupiscimi, dedicata alla sua ex Giulia Stabile, non va oltre il penultimo posto. Giovane e già con tante aspettative, la pressione mediatica, forse troppo per un ragazzo all'inizio della carriera, ma una pausa in passato l'hanno presa anche altri cantanti più navigati. Justin Bieber qualche anno fa aveva maturato la stessa decisione. Un po' di tempo lontano dai riflettori, voleva dedicarsi alla salute e alla famiglia. Un mondo bello, quello della musica, i concerti, i fan, i soldi, ma spesso dietro a tutto ciò si cela la depressione. Ed Sheeran come Selena Gomez. Anche loro hanno raccontato di averla provata, ma è uno stato che purtroppo vivono sempre più giovani anche in Sicilia. E adesso ci occupiamo di Macari perché torna da domani in TV la serie tanto amata che racconta le bellezze dell'isola ma anche le sue contraddizioni. Nella terza stagione e adesso con questo servizio vi diamo anche qualche anticipazione. Sentiamo Giusy Lazzara. Amore, che non ti vai a mettere qualcosa di decente? La Sicilia di Macari torna ad appassionare tra delitti e commedia. Saverio Lamanna, lo sbirro di penna, insieme all'amata Suleima e al fedele Piccionello, in questa terza stagione dovranno affrontare 4 nuovi casi di omicidio, tutto ambientato in Sicilia. Attraverseremo la Sicilia non solo da un punto di vista diciamo iconografico, mare, sole, spiagge, ma affronteremo anche diciamo un po' l'identità anche architettonica. Saverio e Suleima scopriranno che l'amore funziona proprio come la chimica, ci sono elementi che hanno una naturale capacità di attrarre e legarsi e altri invece no, in un intreccio di sentimenti. Sì, nel mio caso sto dividendo una relazione, ma sono piena nel mio essere individuo, non cedo al discorso che spesso viene fatto di stare in coppia e quindi di dover abortire parte della propria personalità e della propria visione di sé anche in una Suleima futura. Ecco. E ci sarà anche un'altra novità che riguarda Peppe Piccionello. Avremo per la prima volta, ma un Piccionello innamorato, molto innamorato, e quindi sarà diciamo un aspetto inedito di questa amicizia. E Macari torna domani su Rai 1 in prima serata. Ma che fanno?
E adesso ci fermiamo ancora in chiusura di telegiornale. Il calcio, vi racconteremo di un appello del presidente del Catania Pelligra fra pochi giorni in città, tra poco. Ultima parte del telegiornale, subito con una notizia che riguarda il Palermo che vince il big match contro il Como ed è terzo in classifica, -1 dal secondo posto che vale la promozione diretta. È un 3-0 sonoro con gol di Brunori, Ranocchia e Di Francesco. E adesso ci occupiamo invece della Serie C, in particolare del Catania, atteso domani da un match molto importante perché incontrerà la capolista Juve Stabia e lo farà in un momento particolarmente delicato, e per questo il presidente Pelligra ha probabilmente deciso di tornare in città, lo farà nei prossimi giorni per il ritorno di Coppa, ma lancia un appello ai tifosi. Sentiamo Francesco Triolo. È il momento più delicato della gestione Pelligra e il presidente del Catania risponde presente. Il numero 1 rosso-azzurro lancia un messaggio ai tifosi annunciando il suo imminente arrivo a Catania ed una conferenza stampa per fare il punto della situazione in un momento così complesso. Pelligra, che si aspetta una grande prova di spessore contro la capolista, ha tenuto a precisare come gli investimenti previsti per i prossimi anni sono importanti e le attività imprenditoriali del gruppo potranno rappresentare soltanto un vantaggio per ampliare contatti e sinergie. Quindi il riferimento a Vincenzo Crella, vicepresidente ed amministratore delegato, che per la proprietà con Marc Bresciano rappresenta l'unico punto di riferimento per quanto riguarda le valutazioni strategiche sul Catania, a prescindere da eventuali altri incarichi. Intanto però c'è la capolista da affrontare, con cui la differenza in classifica è enorme. Lucarelli fa come sempre la conta di chi può dare tutto per l'intera partita, Welbeck per esempio ormai, e chi magari può giocarne una parte, come è successo a Latina di Carmine per esempio. Ndoi può essere già un'alternativa a centrocampo vista la penuria di uomini, considerata anche la squalifica di Sturaro. Probabile l'impiego sull'esterno a sinistra di Castellini. Anche la partita con la Juve Stabia sarà seguita da Telecolor, collegamenti live dallo stadio e commenti da studio. Alla fine le dichiarazioni dei protagonisti, che diventeranno ancora più importanti visto il silenzio degli ultimi giorni. Impegno in trasferta domani per il Messina, che giocherà a Giugliano. 3 assenze nella formazione giallorossa che cerca il 7° risultato utile consecutivo. Sergio Colosi. Tra la salvezza diretta e il sogno dei play-off, il Messina fa tappa a Giugliano, dove porta energia positiva, freschezza atletica e una serie utile di 6 risultati, con un pareggio e 5 successi, gli ultimi 3 consecutivi. Il Giugliano dell'ex Balde ha 36 punti in classifica, uno in più dei giallorossi. Per il Messina è il terzo avversario campano dopo Avellino e Sorrento. Motivazioni e ambizioni sono così alte da avere preparato la gara in poche ore, ma con grande attenzione e concentrazione. La posizione e la forza del Giugliano consentono di misurare le possibilità del Messina di ambire ad uno dei primi 10 posti, passando prima per il raggiungimento della salvezza diretta. Il tecnico Giacomo Modica, che prima della fine della stagione potrebbe firmare un rinnovo contrattuale con la società, non potrà disporre degli squalificati Ragusa e Salvo. Quest'ultimo sconta la terza e ultima giornata e di Pacciardi sulla via del completo recupero. I risultati e le prestazioni delle ultime settimane impongono una conferma quasi in blocco dell'11. Sarà quindi la 4ª presenza consecutiva per il difensore Dumbravano, mentre rientra Rosafio, che sulla destra prenderà il posto del capitano Ragusa. Era il nostro ultimo servizio. Sicilia 24 si chiude qui. A tutti voi grazie per l'attenzione. Buona serata.